Voglio intervenire per ringraziarvi innanzitutto perché per me è un alto onore quello di stasera di trovarmi qui tra di voi con questo premio speciale. E anche qualcosa che mi fa molto piacere perché condivido con Maria da diversi anni questo amore per la cultura, per l'impegno, per un esercizio che anziché chiuderci in casa come abbiamo rischiato di fare durante il Covid, ci proietta verso gli altri per stimolarli, per incoraggiarli, perché ritengo come voi, tante volte abbiamo parlato con Orazio di questi temi in conversazioni telefoniche per niente attinenti alle cose che stiamo facendo stasera, ma abbiamo convenuto sul fatto che la cultura sia effettivamente l'elemento su cui la Sicilia deve puntare per rilanciare la sua immagine e per fare della cultura quell'arma di divulgazione di una sua immagine positiva che possa fare la cultura uno strumento anche di sviluppo, di crescita e di attrazione. Quindi i premi letterari hanno questo grande valore, ci fanno incontrare, ci fanno conoscere, solidarizzare, ci ricaricano, ci danno quell'energia e quella forza, specie questi premi liberi, perché i nostri sono premi liberi da qualsiasi condizionamento, non sono i grandi premi gestiti dalle grandi case editrici. Quindi per tutti voi, come vedo, c'è uno sforzo creativo, uno sforzo di immaginazione. Faccio i complimenti per l'attività che state svolgendo, vi ringrazio per avermi voluto onorare di questo vostro segno di riconoscimento, di distinzione e vi auguro tanto successo per tutte le vostre iniziative.